Bella è la Liguria, anche d'inverno. Bene, oggi faremo una camminata semplice ma molto interessante. Percorreremo la via Iulia Augusta tra Albenga e Alassio. Un itinerario che ha l'importanza storico-naturalistica unisce un susseguirsi di fantastici panorami. Lungo il cammino incontreremo molte cose interessanti. Le chiese edificate tra il X e l'XI secolo dai monaci dell'isola Gallinara, un tratto del percorso con il selciato originale ancora intatto, la necropoli dell'antica città di Albingaunum e un frutto povero da cui è nata una preziosa unità di misura. Questo e tanto altro con lo spettacolare palcoscenico del Mar Ligure. Prima di incominciare vi invito a iscrivervi al mio canale. Per voi è un semplice click, per me è un invito a trovare nuove storie da raccontare. Il tratto dell'antica via Iulia Augusta tra Albenga e Alassio è sostanzialmente pianeggiante. Lungo 5 km si presta ad una piacevole camminata di circa 2 ore. Noi partiamo dal centro di Albenga e, attraversato il ponte sul Centa, seguiamo la cartellonistica che indica la direzione. Dopo l'unica breve salita, sulla sinistra inizia il tratto storico. Lungo la strada vi sono i caratteristici muri a secco in pietra, che a volte sembrano sfidare le leggi di gravità. Sullo sfondo un bagolaro, detto anche albero dei rosari, perché in passato venivano costruiti con i noccioli dei suoi frutti. Il tracciato attraversa la necropoli di Albingaunum, una città che sorgeva dove oggi c'è il centro storico di Albenga. Fatta costruire nel 13 a.C. da Ottaviano Augusto per collegare Roma alla Gallia, la via Iulia Augusta, sino ad inizio Ottocento, era l'unica strada di collegamento della riviera Ligure di Ponente. Il cammino è immerso nella vegetazione tipica della macchia mediterranea. L'olivo, sempre presente, è ancora ben coltivato su tutta la collina circostante. Il percorso è anche chiamato passeggiata archeologica, perché lungo il tragitto si trovano i ruderi di 7 edifici funerari ed un colombario databili tra il I e il II secolo d.C. I cartelli descrittivi forniscono informazioni su ogni singolo monumento. Purtroppo, le innumerevoli manomissioni eseguite nei secoli degli antichi monumenti funebri hanno lasciato poche tracce. Il Cappero spicca tra le pietre con la sua chioma fluente e di bellissimi fiori. La strada ha diversi punti lastricati. Questo in particolare, portato alla luce nel 1937, per la tecnica costruttiva viene interpretato dall'archeologo Nino Lamboglia come l'unico tratto originale conservato sul percorso da Albenga ad Alassio. L'albero che più di ogni altro caratterizza la passeggiata archeologica è il carrubo, una pianta apprezzata per la sua ombra, ha un legno molto resistente ed i frutti, un ottimo foraggio, hanno proprietà fitoterapiche. I semi, durissimi, sono particolarmente uniformi, come dimensioni e peso. Infatti dal loro nome arabo karat deriva quello dell'unità di misura delle pietre preziose, il carato, appunto. In alcune parti la strada devia leggermente
per poi ritornare nella sede originale ed aprire la vista sugli stupendi panorami della riviera. Nell'ultimo tratto di cammino c'è la chiesa sconsacrata di Sant'Anna ai Monti, la prima parrocchia di Alassio, costruita nel 940 d.C. dai monaci benedettini dell'isola Gallinara. Oggi l'edificio, di proprietà privata, è in stato di semi-abbandono. L'itinerario finisce quando si arriva all'arco di pietra che lo scrittore Cecil Rhodes, in un suo romanzo ambientato ad Alassio, definì il portale del paradiso. Subito dopo l'arco c'è la piccola chiesa di Santa Croce, anch'essa costruita dai monaci benedettini dell'isola Gallinara nell'undicesimo secolo. A questo punto, per tornare ad Albenga ci sono due possibilità: scendere ad Alassio e prendere un autobus o ripercorrere a piedi la via Iulia Augusta. Noi abbiamo scelto la seconda. Questo tratto della via Iulia Augusta gode di una buona esposizione e del clima temperato della Riviera Ligure, quindi è fattibile in ogni periodo dell'anno.